Salve a tutti, sono qui nel parcheggio della stazione del mio paese, dove non c'è niente, e sto per prendere il treno a Bologna. Ci sentiamo più tardi, ciao! Io sono arrivata a Padova, solo che sono arrivata 2 ore prima dell'incontro e io non sono di Padova e io non so cosa fare, e quindi mi farò un giro per il centro, saprò le vie e aspetterò, non so cosa fare, aiuto, ci sentiamo dopo. Sono arrivati a Padova e come vedete sono camminato, c'era il circuito da cinese, quindi sono arrivata nel centro perché vedo un ponte, ma non sono sicura. Ragazzi, io ho finito di mangiare con una pizzetta e una bottiglia d'acqua, avete già visto, me l'ho finito. E adesso farò un giro in centro perché ho visto dei negozi fighi tipo Mango, Zara, Kem, e sperando di ritornare in tempo in stazione. Ciao! Allora ragazzi, sono in questo parco, capite, è un parco fighissimo, qua dove c'è la stazione, non c'è neanche a Bologna. Allora ragazzi, ho fatto una scoperta, sono uscita e ho visto tutti questi cavi, ho detto, ci sono i tram. Infatti ci sono le rotelle per treno, non so se vedete, ci sono i tram, un'altra cosa figa di Padova, Bologna non c'è niente. Un attimo, la food challenge è finita. Bene, con tutta quella roba lì oscena. Ciao, io ho preso il treno, sono ritornata, sono qui in macchina da me e oggi è stata una giornata stancante un po' perché mi sono risvegliata comunque abbastanza presto, poi treni di qua, treni di là, però è stata divertente e non vi svelo niente, cioè vi dico solo che abbiamo fatto la food challenge, ma lo sapevate già, e in cui sono coinvolte 3 mie amiche, siamo in tutto 4 ragazze. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto un bel thumbs up e ci vediamo al prossimo video, ciao!